L'economia sta proseguendo, direi, con un tono positivo. L'espansione di tutte le attività che interessano i comparti principali dell'economia del Veneto danno segni positivi. In termini di comparazione temporale c'è una lieve attenuazione rispetto ai risultati, le performance sempre positive dell'anno precedente. Un dato che esprime questo andamento positivo è sicuramente il mercato del lavoro. I dati sono positivi, ma la crescita economica del Veneto vede un freno rispetto al 2017. Lo rende noto la Banca d'Italia, che ha presentato presso la sede di Venezia l'aggiornamento congiunturale. Il Veneto viene comunque da un quadriennio di crescita, dal 2013 superiore alla media nazionale. Tra i dati più confortanti quelli sull'occupazione, in particolare per under 35 e over 55. Questa è una cosa interessante perché ci aspettavamo in qualche misura che il tasso di occupazione degli over 55 aumentasse, questo in virtù delle recenti riforme pensionistiche, e questo effettivamente è successo. La cosa positiva è che aumenta anche il tasso di occupazione degli under 35, che comunque è aumentato, anche se si mantiene ovviamente su livelli inferiori a quelli medi, dell'occupazione media. Stiamo parlando fondamentalmente di contratti a termine, nei primi 6 mesi c'è stata una crescita, quindi un aumento delle assunzioni nette, soprattutto per contratti a termine, però a differenza dell'anno scorso nei primi 6 mesi di quest'anno sono cresciuti anche i contratti a tempo indeterminato. Questo ha portato di conseguenza a migliorare anche le condizioni economiche delle famiglie, sia per il credito al consumo, con un più 9,6% nei primi 6 mesi, che per i mutui. Le imprese hanno migliorato la loro posizione di liquidità finanziaria, ma visto l'andamento dei mercati esteri, ora si muovono con cautela. Miglioramento anche nel settore turistico, con la crocieristica a Venezia che indica un dato sorprendente. Un dato che è in controtendenza rispetto ai flussi di merci, di passeggeri nei sistemi portuale e aeroportuale, perché i passeggeri della crocieristica nei primi 7-8 mesi dell'anno sono cresciuti dell'11-11,4%, recuperando in parte il calo che c'era stato lo scorso anno, legato anche alle note vicende del blocco delle grandi navi da crociera nel porto di Venezia. L'indotto legato alla crocieristica è significativo, quindi ci aspettiamo che questo sia un ulteriore fattore che fa ben sperare per il consuntivo poi dell'anno per quanto riguarda le presenze di turisti stranieri soprattutto.